per parlare di mare e di tutto quello che significa il mare. Insomma, con Roberto Bolelli, General Manager, per anni abbiamo parlato di Mare Nord-Est, abbiamo raccontato di tante missioni, per esempio a raccogliere rifiuti sottomarini, e oggi siamo arrivati a questo bel traguardo in cui ci saranno i conferimenti dei Tridenti d'Oro, si parlerà di grande storia del mare, ma soprattutto si focalizzerà l'attenzione sul mare e tutte le sue sfumature. Infatti è 11ª edizione, siamo felicissimi che Mare Nord-Est sia riuscita ad arrivare ad un livello che senza ombra di dubbio oramai è definibile come nazionale ed internazionale, con grandissimi ospiti, ma soprattutto con aspetti diversi, se vogliamo dire, della cultura del mare, aspetti che tradiscono però una grandissima passione, ed è quella che poi noi vogliamo dare anche ai nostri ragazzi. Infatti quest'anno, oltre ai vari conferimenti del Tridente d'Oro, che chiaramente sono i premi Nobel della subacquea, abbiamo aperto una sorta di laboratorio che faremo nella giornata di domenica mattina, mirato ai ragazzini e ai bambini, perché secondo noi la cultura del mare necessariamente passa attraverso l'educazione dei bambini, e devo dire che nelle edizioni precedenti avevamo già iniziato questo percorso, e le persone che lavorano in questo settore hanno fatto un lavoro splendido nelle scuole a livello di divulgazione, e mi permetto di sottolineare il lavoro fatto da Monica Rana e da Manuela Rizzo, che sono le nostre project manager per quanto riguarda questa tipologia di lavoro, e poi dopo abbiamo chiaramente tutte le storie anche legate al connubio, per esempio, che ci sarà tra la nostra terra e la lontana Sicilia, perché per esempio presentiamo un libro che si intitola Lettonare di ritorno, in cui verranno approfonditi gli aspetti che accomunano le tonare siciliane con le tonare che erano presenti sul nostro territorio, quindi anche promozione in chiave culturale di quello che Trieste, la regione Friuli Venezia Giulia, negli anni è riuscita chiaramente a coltivare, come per esempio la creazione del Museo della Pesca di Santa Croce, che è una realtà bellissima e che quindi consiglio tutti di andare a vedere. È vero, anche quella è una storia interessantissima, quella delle famose pesche del tonno di Santa Croce. È vero, infatti, è una cosa che abbiamo scoperto quasi per caso, e poi invece abbiamo ritenuto opportuno approfondirla proprio anche grazie al fatto che abbiamo una sorta di filo speciale con la Sicilia, che bene o male insomma così abbiamo sempre nel cuore, e quindi c'è stata questa assonanza che abbiamo pensato di approfondire. Questi sviluppi di relazioni ci hanno portato poi ovviamente ad avere anche relatori di altro genere. Ce ne sono uno mi colpisce più di tanto, oltre ovviamente a Eric Stanton, che è il professor Imbert, è uno studioso francese che è riuscito a creare le condizioni affinché si riuscisse a portare un uomo a lavorare a 700 metri di profondità. Giusto per capirci, la tecnologia utilizzata è comparabile senza ombra di dubbio a quella che è stata creata per portare l'uomo sulla Luna, a livello di studio, a livello di valutazione delle problematiche, e soprattutto ha rivoluzionato il mondo industriale e anche il mondo militare. Quindi effettivamente abbiamo qui a Mare Nord-Est dei relatori il cui prestigio è riconosciuto a livello internazionale, e questo significa che Mare Nord-Est sta facendo un buon lavoro. Grazie Roberto Bolelli, io invito veramente tutti a scendere in Piazza Unità d'Italia, in questa bella cornice, scoprire ancora una volta quante sfumature può avere questa risorsa fondamentale che è il nostro mare. Buon lavoro! Grazie a tutti, vi aspettiamo. Con me c'è l'assessore all'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, una manifestazione che sottolinea anche quello che è una vostra missione, la tutela del nostro mare, una grande risorsa anche per il futuro. Per quello è scontato, oggi cavalchiamo questa grande rivoluzione culturale in campo ambientale, quindi la decliniamo con il mare. Ricordo che fra un mese avremo l'anteprima degli Stati Generali dell'Ambiente con il Sea Summit in Barcolana, lì ci confronteremo sulle politiche del mare, specialmente quelle ambientali, ma non solo. Infatti è auspicabile che il prossimo governo italiano abbia un ministero dedicato al mare. Trieste è un'eccellenza, il successo lo deve al grande porto dell'Ottocento e quindi dell'attuale erede appunto di quei grandi fasti. Oggi siamo un porto molto importante a livello internazionale, quindi è un'economia importante, l'economia blu. Quindi non solo ambiente, ma anche economia per far girare tutto quanto il tessuto economico della città. Anche voi sarete presenti in questa manifestazione che poi si svilupperà in questi 3 giorni in Piazza Unità d'Italia per parlare proprio dei vostri progetti.
Sì, i progetti sono veramente importanti, sono anche quelli della tutela del mare. Penso a togliere le plastiche che tanto male fanno ai nostri fondali, ai nostri mari, non con politiche punitive, ma facendo, come dicevo prima, informazione, e ne faremo tanta affinché ci siano dei comportamenti virtuosi. Giustissimo, anche perché a Mare Nord-Est ci saranno veramente tantissime attività anche per i più piccoli ed è proprio da lì che si parte per imparare a tutelare questa risorsa così importante come il nostro mare. Sì, per tanti anni abbiamo così dimenticato che dobbiamo lasciare ai nostri figli, nipoti e bisnipoti un terreno, un mare, un ambiente, una regione migliore come abbiamo trovata, quindi finalmente questa sensibilità c'è, ma soprattutto deve essere trasmessa non solo a chi come me insomma ha i capelli bianchi, ma soprattutto farla iniziare dai bambini, già dalle scuole elementari e anche dalle scuole dell'infanzia, quindi dalle primarie, dalle materne. Quindi quello è il compito importante, e poi loro, man mano che cresceranno, saranno gli insegnanti anche nei confronti degli adulti che per tanti anni hanno trascurato l'ambiente sia marino che terrestre. Giustissimo, allora aspettiamo tutti a Mare Nord-Est proprio per saperne di più sul nostro mare e impegnarci tutti a tutelarlo. Grazie Assessore. Grazie a voi. Paolo Ferraro, presidente dell'Accademia Internazionale di Scienze Tecniche Subacqueo, che da 60 anni insomma conferisce un riconoscimento importante che si chiama il Tridente d'Oro, con il quale sono stati premiati personaggi illustrissimi di quello che è il mondo della subacquea, uno tra i tanti il famoso Jacques Cousteau, che tutti abbiamo appassionati. Scienziati, Presidente. sportivi, biologi, geologi. La cosa di cui ci andiamo orgogliosi è che quando qualcuno nel suo campo raggiunge livelli di eccellenza ottiene il Tridente d'Oro. Alcuni di questi sono personaggi noti al grande pubblico che vanno in televisione, finiscono sui giornali. Alcuni restano nella penombra, restano in un campo di conoscenza limitato agli appassionati o ai loro colleghi di lavoro, ma proprio per questo meritano un riconoscimento, meritano quei 5 minuti di celebrità che noi offriamo loro quando ottengono il Tridente d'Oro. E ce ne saranno diversi di conferimenti per la prima volta a Trieste, qui a Mare Nord-Est, in questa rassegna. Io vi invito veramente a partecipare perché sono delle storie fantastiche. La prima, Rick Stanton, che forse il nome non sarà notissimo, ma se qualcuno ha avuto l'occasione di vedere il film 13 vite, e sicuramente tutti avranno sentito la storia della squadra di calcio thailandese bloccata nella grotta, lui era uno dei subacquei che li ha salvati. Che ha congegnato la tecnologia per portarli vivi in superficie. Lui ha avuto un grande coraggio nel trovarli, nell'insistere. È uno speleologo, è forse il più bravo del mondo fra gli speleologi subacquei, e va bene, e questo gli ha consentito di raggiungere i ragazzi intrappolati, ma poi bisognava portarli fuori, e ha avuto la intuizione, la grande idea e il coraggio di chiamare un amico australiano, anestesista, dicendogli l'unica maniera per portarli fuori, ovviamente i ragazzini non erano subacquei, mai utilizzata una bombola o un erogatore, quindi bisognava portarli fuori attraverso 1 chilometro di caverna sommersa. E Rick Stanton ha avuto l'idea, l'intuizione di chiedere all'amico anestesista australiano di sedarli e di portarli fuori legati a un subacqueo professionista, immobilizzati attraverso tutti i passaggi strettissimi, prendendosi una responsabilità enorme. Non era mai stata fatta prima un'operazione del genere, nessuno è mai andato sott'acqua sedato, è la prima volta che ciò è avvenuto al mondo. E quindi grandissimo coraggio, bastava che ne morisse uno solo di quei ragazzini e lui adesso sarebbe in una prigione thailandese. Sì, veramente, un coraggio sensazionale, ma quando gli è stato chiesto se avesse mai avuto paura in una di queste missioni, lui ha detto così: si ha paura quando non si è progettato tutto per filo e per segno, così come abbiamo fatto noi in questa occasione. Certo, hanno fatto prove nelle piscine, ricostruzioni con ragazzini che simulavano l'ingombro
dei thailandesi intrappolati, e quindi hanno preparato meticolosamente tutto quanto, e questo ha garantito il successo dell'operazione, del salvataggio. Una storia meravigliosa la sua, la prima di tante che sentiremo in questi giorni. Sì, certo, Rick è il primo di 8 premiati, gli altri proseguiranno oggi pomeriggio, domani mattina e domani pomeriggio. Abbiamo geologi, abbiamo scienziati di altre discipline, di altre scienze, tutti nomi famosi e importanti che hanno fatto qualcosa nel loro campo. Grazie Presidente, allora non mancate a Mare Nord-Est perché sarà l'occasione per sentire storie straordinarie. Grazie a voi, vi aspettiamo. Mare Nord-Est significa anche arte contemporanea, in questo caso che abbraccia il mare, si chiama proprio così, Abbracciare il mare. Questo estratto di mostra organizzato dal Art Project Association, che è qui con me, rappresentata dal suo presidente Franco Rosso, ben ritrovato. Grazie. E poi ancora da chi è, Sì. vicepresidente. Sì. E poi invece c'è una delle artiste, Raffaella Busdon. Benvenuta Raffaella. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, questa mostra è ospitata a Mare Nord-Est proprio perché ha deciso di trattare l'argomento del mare e della sensibilità nei confronti del mare. Una mostra che è già stata qui a Trieste nella sua versione completa, è corretto? Sì, in effetti questa è una replica di una rassegna che avevamo organizzato nel mese di aprile in collaborazione con il Comune di Trieste, che si è svolta al Palazzo Costanzi, la Sala Veruda, e che qui replichiamo riconfigurandola in maniera sintetica, però arricchendola con dei video che ripropongono poi l'intera esposizione. Lo scopo della nostra partecipazione, come diceva prima Cinzia, Jankovic e Kinye, è quello di ricordare come Art Project Association già da anni si batta, diciamo, per collaborare a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della difesa del mare. Quindi questa è una rassegna d'arte, però diciamo l'importanza non è la bellezza del valore artistico, ma è la capacità che hanno gli artisti attraverso la loro creatività di richiamare l'attenzione del pubblico sulla necessità di operare e di comportarsi in maniera virtuosa nei confronti della difesa della natura e quindi anche del mare. È vero, l'arte ha questo scopo, fa emozionare, attraverso l'emozione poi si riescono anche ad acquisire, a far propri alcuni importanti progetti come questo del mare, giusto? Sì, è vero, infatti noi collaboriamo con enti e organizzazioni artistiche estere, quindi specialmente in Austria e in tutto il mondo, per cui abbiamo qui degli artisti palestinesi, austriaci, qua non sono presenti le altre nazionalità, però in quella mostra di cui parlava Franco Rosso c'erano, e noi cerchiamo sempre di coinvolgere le persone e non so se ci riusciamo, però questo è quello in cui crediamo. Beh, un esempio è già questa medusa così particolare che alla fine non può non toccarci nell'animo. Raffaella, quindi tu che sei un'artista ti sei ispirata al mare per le tue opere? Mi sono ispirata al mare, ma soprattutto in un senso più ampio, in relazione al rapporto che l'umanità ha con gli altri enti, che siano il mare, la natura, l'altro essere umano. E quindi io ho lavorato su dei sacchi di immondizie. Qui abbiamo soltanto un paio di opere che fanno parte di un'installazione più complessa. E il principio è questo, e si rifà ai principi, insomma, ad Heidegger, principi filosofici ben più ampi, che se non abbiamo coscienza di ciò che c'è intorno, saremo sempre gettati nel mondo e sfrutteremo l'altro in funzione della nostra superiorità o presunta superiorità. Un messaggio importante, Raffaella. Presidente, voleva aggiungere qualcosa? Sì, praticamente integrando quello che diceva la Cinzia, abbiamo coinvolto artisti provenienti da altre nazioni, anche da altri continenti, ma abbiamo raccolto una rappresentanza di 5 continenti perché abbiamo coinvolto anche i giovani. Infatti alla mostra hanno partecipato i ragazzi del Collegio del Mondo Unito, provenienti appunto da 5 continenti, che hanno prodotto dei video,
E poi abbiamo coinvolto anche alcuni ragazzi dell'Istituto Max Fabiani, la sezione della grafica e della comunicazione, che hanno invece prodotto delle fotografie dedicate proprio al mare. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere sia a livello internazionale l'arte, ma anche a livello invece locale i giovani, perché la difesa della natura parte ovviamente dalle nuove generazioni. Giustissimo, grazie. Allora venite a visitare questa mostra, venite anche voi ad abbracciare il mare.